Oggi il mondo si tinge di blu per aumentare la consapevolezza sull'autismo. L'autismo è un disturbo del neurosviluppo che compromette le aree sociali e della comunicazione, spesso causando comportamenti ripetitivi e movimenti stereotipati. I dati parlano di una condizione in costante e drammatica aumento. Secondo le ultime stime epidemiologiche, un bambino su 100 nati con una frequenza 4 volte maggiore nei maschi. Per andare incontro alle persone che soffrono di questa patologia, in moltissimi punti vendita a marchio Emisfero, Famila ed Emi verranno attuati pochi e semplici accorgimenti che possono però incidere significativamente sullo stress delle persone con disturbo dello spettro autistico. Alle 2 del pomeriggio abbasseremo le luci in modo che la tonalità delle luci sia un po' più bassa. Azzereremo tutti i rumori che sono presenti nel punto vendita e abbasseremo quasi completamente la musica. Piccoli segnali, ma per i nostri amici e per le famiglie dei ragazzi autistici sono di aiuto per fare la spesa. L'iniziativa potrà essere utile anche in futuro con cadenza regolare. Unicom sta prendendo esempio, vorrebbe prendere spunto da quello che succede presso i nostri colleghi britannici, proponendo in futuro l'ora blu con una cadenza fissa. La sensibilità generale verso le persone che soffrono di autismo sembra aumentata, ma è necessario fare ancora molto per migliorare i servizi e contrastare la discriminazione e l'isolamento di cui ancora sono vittime le persone autistiche e i loro familiari.